Buongiorno e ben ritrovati, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antenna 3, la nostra prima edizione, tante le notizie che vi racconteremo in questa ora e mezza. Torneremo ovviamente a parlare di Giancarlo Gentilini e della città di Treviso che si prepara all'addio. Domani la Camera Ardente allestita all'obitorio del Cafoncello dalle 9, poi il giorno dopo, martedì, i funerali, la Camera Ardente a Casugana, il corteo, ma lo vedremo dopo nel servizio, e poi l'addio a San Nicolò in quello che sarà una giornata di lutto cittadino per la città, un evento che Antenna 3 seguirà rigorosamente in diretta dalla mattina fino alla fine della cerimonia per raccontarvi il saluto a Giancarlo Gentilini. Torneremo a parlare di Giancarlo Gentilini, ovviamente torneremo a sfogliare anche l'album dei ricordi dello sceriffo, molta attualità, molta cronaca, a partire sempre da Treviso con questa notizia che leggiamo dal sito del Gazzettino, con una tragedia, un dramma che si è vissuto questa mattina a San Giuseppe. Stefano Riga, 65enne di origini veneziane, che ha avuto un malore mentre camminava per strada, si è accasciato sulla panchina della gelateria Fantasy di San Giuseppe ed è morto davanti ai passanti. È successo questa mattina, purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 65enne che ha accusato questo malore davanti alla gelateria di fronte ai passanti che hanno cercato ovviamente di prestargli i primi soccorsi, hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Come non c'è stato nulla da fare ieri, ripartiamo da dove avevamo finito ieri con il telegiornale di Treviso, per il 34enne Marco Canonico di Povegliano, l'ultima vittima della Feltrina, un tragico schianto nel pomeriggio di ieri a Montebelluna, con la moto che perde il controllo e si schianta contro un'auto. Lo scontro frontale con un'auto non gli ha lasciato scampo, sbalzandolo per decine e decine di metri sull'asfalto. È morto così un 34enne residente a Povegliano, Marco Canonico, che in sella alla sua moto stava percorrendo la strada regionale Feltrina, piombata poi letteralmente nel caos. Sono da poco passate le 4 del pomeriggio, il giovane sta procedendo in direzione Montebelluna, forse la velocità, forse una distrazione o un ostacolo. La moto a un certo punto sbanda, invadendo l'opposta corsia di marcia, dove procede una Hyundai i20 condotta da un uomo di Adria. La collisione è violenta, dalla traiettoria mortale riesce a scansarsi con una manovra di emergenza un furgoncino. Immediato l'allarme, sul posto arrivano ambulanze e automedica del vicino ospedale. Dal Cafoncello si leva in volo l'elicottero del SUEM 118. Ogni tentativo di rianimazione però è vano, non resta che constatare il decesso del 34enne. La notizia raggiunge Povegliano poco dopo. E queste sono le notizie che abbiamo anche noi, e da parte mia, da parte della comunità, non posso che esprimere un cordoglio per questo fatto che lascia sempre basito, vista anche la giovane età del motociclista. Sul posto, oltre ai sanitari, arrivano polizia locale e carabinieri. Il cavalcavia sulla strada regionale poco distante dall'Ottica 2M viene chiuso, il traffico deviato sulle arterie secondarie. Fondamentale il supporto di 10 operatori della Protezione Civile di Montebelluna che si occupano anche della rimozione della salma. Lunghe code si sono registrate in entrambi i sensi di marcia. L'altra tragedia che abbiamo raccontato ieri invece nel Vicentino a Sant'Orso, dove il 58enne Marino Zaltrone è morto cadendo dal tetto di un capannone agricolo. Il suo capannone, che sorge nei pressi della sua abitazione, era salito sulla copertura per verificare lo stato di alcune infiltrazioni quando si è aperta una voragine ed è precipitato per 5 metri. Le indagini in corso. Un uomo di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone agricolo a Sant'Orso. Si tratta di Marino Zaltron, che era salito sulla copertura della struttura a ridosso della sua abitazione di via Stradelle per verificare lo stato di alcune infiltrazioni d'acqua piovana. Per motivi che sono ancora al vaglio, la copertura ha ceduto sotto il peso dell'uomo, che è precipitato nel vuoto. Dopo un volo di circa 6 metri è piombato a terra e il rumore della caduta è stato sentito dal padre Mariano e dal figlio Edoardo, che si trovavano nei dintorni. I due sono accorsi per prestargli aiuto ed è stato chiamato il 118, ma non c'è stato niente da fare e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.
In via Stradelle sono arrivati anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento e i carabinieri per le verifiche di rito, anche se ormai la dinamica è piuttosto chiara. La notizia della morte di Zaltron si è subito diffusa in tutta la zona, dove il 58enne era molto conosciuto e stimato. Solo pochi mesi fa aveva festeggiato la pensione, mettendosi poi a disposizione dell'amministrazione comunale per alcune dinamiche legate alla gestione degli scori della campagna vicino al centro abitato. Lo ricorda così il sindaco Giorgio Baù. A nome della comunità esprimiamo sentite condoglianze a tutta la famiglia, al figlio Edoardo. Mi dispiace perché era una persona attiva, da poco è andata in pensione, giovane, perché 58 anni è ancora una persona decisamente attiva e che si era già messa in contatto e a disposizione dell'amministrazione per alcune attività di manutenzione, quindi a tutta la famiglia nuovamente le più sentite condoglianze. Ancora la cronaca, siamo a Padova, un 22enne di nazionalità albanese che mercoledì scorso aveva esploso in aria 7 colpi di pistola mentre attraversava in auto piazza Mazzini, è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della questura di Padova. Era stato un passante che aveva assistito alla scena ad avvertire la polizia. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sono arrivati in breve a identificare l'auto del raid, una Opel Corsa, intestata al giovane albanese. I poliziotti della squadra mobile si sono presentati a casa dell'uomo e hanno scoperto qui non solo l'arma, una pistola di piccolo calibro, una confezione anche di 17 cartucce a salve dello stesso calibro dei bossoli, nel frattempo recuperate. Accompagnato in questura per gli accertamenti, il giovane incensurato è stato denunciato per procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose. Il 22enne si è difeso sostenendo di aver voluto soltanto compiere una bravata senza altre motivazioni criminali. Un fenomeno che aveva, un fatto che aveva destato ovviamente scalpore, colpi di pistola sparati in corsa da un'auto in piazza. Come destano preoccupazioni le risse, le continue risse in centro a Treviso, lo vediamo da Treviso Today. Anche ieri sera baby gang, rissa per un paio di jeans in via Collalto, è una delle zone più attenzionate, botte e sgabelli lanciati in aria. Sabato sera il nuovo episodio di violenza tra giovani attorno alle ore 22, a Treviso una trentina i giovani coinvolti nel pestaggio, tutti fuggiti prima dell'arrivo delle volanti della questura e i residenti esasperati. Già altre volte via Collalto era stato teatro di risse. E poi c'è il caso di cui si discute, si continua a discutere proprio in centro a Treviso, perché come abbiamo raccontato ieri la questura ha deciso non solo il DASPO per i 2 giovani magrebini che da tempo perseguitano il titolare del kebab di via Roma, sono arrivati anche a aggredirlo e anche a picchiarlo, a far del male anche al figlio piccolo del titolare, ma è stato anche chiusa la decisione di chiudere per 7 giorni il locale, una decisione che la questura dice serve per tutelare l'incolumità dei cittadini, ma che ovviamente scatena la rabbia non solo del titolare, che dice non è giusto, ma anche degli esercenti della zona che dicono adesso nessuno vorrà più denunciare. Sulla vetrata dell'Istanbul City campeggia questo provvedimento emesso dalla questura di Treviso. Il titolare, Halil Meral, vittima di aggressioni da parte di alcuni magrebini, si è visto chiudere il locale per ben 7 giorni. Ai 2 aguzzini invece è stato notificato il divieto di accesso alle aree urbane, in particolare via Roma, pena l'arresto. Ma chi ha pagato maggiormente è proprio la vittima, minacciata di morte, picchiata con il coccio di una bottiglia. Non solo, i 2 magrebini più volte gli hanno mostrato un coltello passando davanti al locale ed hanno anche picchiato il figlioletto di appena 20 mesi. Tutto denunciato dal titolare del locale alle forze dell'ordine. Una misura che sta facendo discutere in città. Il provvedimento, si legge in una nota della questura, è stato adottato a seguito di molteplici controlli effettuati dai poliziotti delle volanti della questura nel corso degli ultimi mesi e dai quali è emersa l'assidua frequentazione da parte di soggetti dediti ad attività illecite. Il locale inoltre è stato teatro nel corso delle ultime settimane
settimane di diversi episodi delittuosi con condotte di minacce, violenza e aggressioni che hanno coinvolto gruppi di persone di diverse etnie, compresi gestori e dipendenti del locale stesso. Incredulità in città, gli aggressori sono liberi mentre il locale chiuso, quasi un invito a non denunciare più, dicono sdegnati alcuni esercenti. Immediata anche la reazione del presidente di Furti in Corso, Christian Demma, che ha scritto un post che non lascia dubbi. Spero, scrive, sia uno scherzo di cattivo gusto. Trovo veramente assurda questa decisione. Oggi ci troviamo a vedere una persona che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi aguzzini, che chiude per 7 giorni e quindi anche dei mancati proventi, e gli aguzzini che oggi a piede libero vanno in giro e possono andare a minacciare altri locali. Allora, siccome vediamo Treviso che è fondamentalmente sotto scacco di 4 delinquenti, a detta del sindaco, del ministro Nordio e di tutti i cittadini e anche dell'associazione Furti in Corso, prendere questa decisione è veramente imbarazzante a mio parere. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente di FIPE, Dania Sartorato. Capisco sia la decisione del questore sia la difficoltà dell'esercente vittima. Ci sono buchi legislativi che consentono a chi commette reati di reiterarli. Come FIPE assicuriamo il massimo monitoraggio e confronto con le forze dell'ordine per garantire fiducia ed equità ai nostri esercenti che dentro ai locali vivono le trasformazioni sociali. Intanto i 2 provvedimenti emessi dal questore su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri stanno sollevando più di qualche perplessità. Esercenti che chiedono risposte a Treviso, esercenti che chiedono risposte anche a Mogliano. La richiesta è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine, soprattutto nella zona stazione. A parte che siamo io e lui un po' briglia, ma io non c'entro un cazzo. Se tu che sei un violento mi hai toccato questo e l'altro, mi tira lì questo e l'altro, senza capire chi persona sono. Io l'ho trovato al Net Club, siamo venuti a fare festa questo e l'altro, e poi... Ma chi è che ti ha messo? Questo qua sì. Ah, ti ha messo? Non siamo amici, siamo visti oggi. Ma sei embriaco? Ieri. Ma non sei no, vai. È una scena di ordinario degrado quella che si registra in una mattina come tante nella zona della stazione a Mogliano Veneto. Non sono nemmeno le 13 quando esplode una lite tra 2 ragazzi, un italiano e uno straniero. Entrambi sono visibilmente alterati dall'alcol dopo una notte iniziata in un nightclub della zona. Sono loro stessi a raccontarcelo mentre arrivano i carabinieri allertati da più parti. C'è chi dice di averli sentiti discutere ad alta voce di droga prima di mettersi le mani addosso. Da queste parti la richiesta di residenti e negozianti è soltanto una. Beh, innanzitutto che ci fosse un presidio magari fisso delle forze dell'ordine o qualcuno che possa tutelarci attivamente e continuativamente, perché delle volte spesso e volentieri ci sentiamo abbandonati. Tutto lì. Di un'allerta specifica nella zona parla anche Maurizio Iacona, consigliere di quartiere. Da 1 anno e mezzo dice la situazione è solo peggiorata. E io parlo di spaccio, perché la cosa che è più palese. Quindi si vedono questi ragazzi che si passano sostanze? Che cosa? Sì, senza ombra di dubbio. E soprattutto vicino ai parcheggi. Sì, lo abbiamo notato tutti quanti e anche i nostri concittadini ce lo fanno presente. Servirebbero, aggiunge Iacona, interventi più celeri e telecamere nelle zone maggiormente critiche. Noi, quel palazzone lì, noi sotto abbiamo la sede dell'associazione di quartiere, lì fanno spaccio, li ho anche visti perché a volte vado ad aprire la sede perché ci viene prenotata e si vede, è palese, puoi anche chiamare chi vuoi, il tempo di reazione rimane comunque troppo breve. Da Mogliano, nella Marca Trevigiana, a Gallio, nel Vicentino, la serata di Trambusto, una compagnia di giovani che è stata prima cacciata da una discoteca e poi ha dato vita a un parapiglia in paese, parapiglia nel quale è rimasto ferito un ragazzo del posto, indagano i carabinieri. Fine settimana ad alta tensione a Gallio, dove un gruppo di giovani si è reso protagonista di una nottata sopra le righe, iniziata con un allontanamento da una discoteca e culminata con un ragazzo altopianese finito in ospedale. Il gruppo, composto probabilmente da 2 compagnie di giovanissimi nordafricani provenienti dalla pianura, aveva iniziato a disturbare gli avventori della discoteca Macrillo, dalla quale i ragazzi sono stati fatti prontamente sloggiare quando la situazione si è fatta un po' troppo pesante. Fuori, in strada, il gruppetto avrebbe
quindi dato sfogo alla propria rabbia con schiamazzi e atti vandalici e forse è scattato anche un diverbio interno alla compagnia. A questo punto si sarebbero messi di mezzo due altopianesi e ne è nata una colluttazione nella quale uno degli ultimi arrivati ha avuto la peggio, finendo in pronto soccorso con una prognosi di qualche giorno. C'è chi parla di un coltello che sarebbe stato utilizzato per intimorire l'avversario, ma si tratta per il momento di ipotesi che sono al vaglio dei carabinieri, subito accorsi per sedare il parapiglia. La faccenda comunque ha scosso la comunità. Quando l'ho sentito ha lasciato me, ma ha lasciato tutti i cittadini un po' sgomenti e increduli, perché sono fatti che non accadono nel nostro altopiano e soprattutto nel nostro paese. Siamo una comunità piccola, una comunità pacifica, e questi episodi ci lasciano un po' proprio sgomenti, e anche un senso, in fondo in tutti noi, un senso di paura e di timore, soprattutto per i nostri figli e per i nostri giovani, che li mandi a casa e poi non sai come tornano. L'ex sindaco di Gaglio, consigliere comunale Emanuele Munari, plaude invece alla gestione della situazione da parte del personale del Macrillo, che avrebbe evitato uno scontro all'interno del locale con conseguenze imprevedibili. Nel Padovano, dove poteva trasformarsi in un gravissimo incidente il gesto sconsiderato di un 32enne fermato sul bus perché era senza biglietto. Era stato fermato sull'autobus che da Chioggia porta a Padova ed era stato trovato senza biglietto. L'uomo ha dato in escandescenze e ha cercato di afferrare il volante dell'autista, rischiando di far uscire il mezzo di strada e rischiando quindi una strage. Un 32enne di origini nigeriane è stato denunciato dai carabinieri di Pieve di Sacco per i reati di minaccia a incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Reati gravi con pene che possono essere severissime. Lo straniero non ha gradito la richiesta di esibire il biglietto e non si è limitato a minacciare l'autista del mezzo, ma ha anche afferrato il volante del bus, provocando un'improvvisa sterzata e obbligando il conducente a fermare la corsa. Un comportamento che avrebbe potuto avere conseguenze molto, molto serie. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Pieve di Sacco hanno identificato l'uomo residente a Padova e lo hanno denunciato. Sempre nel Padovano, i carabinieri di Este arrestano un 44enne che aveva violato il divieto di avvicinamento disposto dal giudice dopo le botte e le minacce ai genitori. Era tornata ad aggredire i genitori ed in particolare il padre, nonostante un divieto di avvicinamento firmato dal Tribunale di Rovigo. Per questo i carabinieri di Este hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 44 anni residente nella Bassa Padovana. Una storia di minacce, percosse e violenze subite dai genitori, quella che aveva portato la Procura della Repubblica di Rovigo a chiedere e ottenere la misura. Nonostante il provvedimento, la donna lo aveva già violato lo scorso luglio e in questi giorni era tornata a minacciare il padre, affermando di voler chiudere i conti definitivamente. Numerose le chiamate dei due genitori al 112, con interventi che la donna riusciva ad eludere allontanandosi prima dell'arrivo dei militari. Non così 2 giorni fa, quando la donna è stata accolta in flagranza. Torniamo a Valdagno. Ieri il lutto cittadino in città per l'addio a padre e figlio Leone e Francesco, morti nella tragedia del maltempo, inghiottiti dalla voragine a Ponte dei Nori. Valdagno ha accolto così Leone e Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni, vittime della voragine del Ponte dei Nori che li ha trascinati nel torrente Agno in piena mentre si stavano recando a prestare servizio con la protezione civile per l'allerta maltempo. Centinaia le persone accorse a testimoniare il loro affetto e la vicinanza assieme alle autorità. La famiglia ha scelto di non far riprendere le immagini della cerimonia all'interno del Duomo di San Clemente, ma la voce di Don Luca Luisotto ha permesso a chi stava nel sagrato di seguire il rito. Leone e Francesco stavano andando a servire, stavano andando a prestare aiuto, diretti verso chi aveva più bisogno. Volevano esserci, volevano dare una mano, volevano donare il tempo, energia e vita. Oggi vogliamo dirvi grazie e
vi promettiamo che il vostro stile, il vostro esempio continuerà a camminare con noi silenziosamente. Tanta la commozione composta in piazza. Gli amici e le diverse associazioni in cui i due uomini operavano hanno potuto esprimere la loro vicinanza con tanti messaggi. Ecco, spero che questa tragedia ci faccia diventare persone migliori. Ci mancherai tanto e ora, assieme a Francesco, veglia su di noi. Ciao Leone, ciao Francesco, grazie. Il vostro esempio di umiltà e generosità rimarrà per sempre nei nostri cuori. A seguire i feretri, la mamma, la nonna Anna e il nonno Antonio. Struggente il saluto finale di due figlie e sorelle che hanno visto strappati dalla loro famiglia il padre e l'ultimogenito. Da quando non ci siete più, continuiamo a ripeterci che potevamo anche darveli tutti, quegli abbracci che ci chiedevate e da cui noi scappavamo, che potevamo salutarvi ogni volta che andavate via e ci dicevate ciao 4 o 5 volte, anche se ve l'abbiamo detto troppe poche volte e ora forse è troppo tardi. Vi vogliamo bene, Anna e Giulia. Un altro addio è stato quello ieri ovviamente a Papa Francesco in piazza San Pietro. Vediamo dal sito dell'ANSA anche oggi tantissime persone, 200.000 persone in piazza San Pietro per la messa in suffragio di Francesco nel Giubileo degli adolescenti. Ieri è stata una giornata storica anche per l'incontro Trump-Zelensky all'interno proprio della Basilica di San Pietro. Un momento insomma quasi è sembrato l'ultimo regalo di Papa Francesco, che poi è stato portato con il corteo a Santa Maria Maggiore. Lo dicevamo, tantissimi giovani oggi, è il Giubileo degli adolescenti, tantissimi giovani veneti e non solo giovani ieri in piazza San Pietro. Rivediamo. È un abbraccio forte, collettivo, quello a Papa Francesco in una Roma blindata, dove tra le migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo c'erano tanti veneti, su tutti una nutrita schiera di volontari della Protezione Civile regionale nella capitale per garantire l'ordine e il regolare flusso dei pellegrini. Partiti nei giorni scorsi da ogni angolo della regione hanno presidiato i varchi principali. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della conciliazione e la parte finale di via della conciliazione, quindi siamo abbastanza uniti nella zona centrale di piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. Volontari che resteranno a Roma anche per le delicate fasi del conclave. Lo stesso Armando Lorenzini aveva gestito con le tute gialle la giornata di Francesco a Verona poco meno di un anno fa. 2 giornate diverse ma legate da un senso profondo. È stato emozionante, impegnativo ma molto emozionante comunque, come oggi, tanto oggi molto di più anche. Nel giorno dell'addio tanti giovani, circa 8.000, forse di più solo dal Veneto, complice la concomitanza con il Giubileo degli adolescenti, evento confermato nonostante tutto. Papa Francesco non avrebbe mai rinunciato alla loro presenza. 3.000 i teenager dalla Marca, tutti dalla terza media alla terza superiore. Abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuno aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi in questo tempo non facile per loro. Il gruppo di Piove di Sacco è riuscito anche a raggiungere San Pietro, una notte all'addiaccio ma che resterà per sempre. Abbiamo condiviso questa prima parte della notte insieme a dei senza tetto che abitualmente dormono in quello spazio, ma è stata una convivenza alquanto pacifica. Poi abbiamo deciso di spostarci più per combattere il freddo, abbiamo trovato un locale che ci ospitasse
e poi ci siamo messi in coda per entrare a Castel Sant'Angelo e siamo arrivati fino a qui. Sicuramente partecipare a un evento del genere per dei ragazzi dei 15 anni sicuramente è un evento che si ricorderanno per tutta la vita, non c'è dubbio, anche per come l'hanno vissuto e l'hanno preparato. Afflusso di ragazzi che supera le previsioni, quello di oggi. Il cardinale Parolin, che peraltro come sapete è uno dei papabili per il conclave, che ha celebrato la funzione di oggi, la messa in suffragio, dice l'eredità di Bergoglio diventi vita vissuta. C'era anche a Roma il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e tanti veneziani. Vediamo allora questo servizio di Lorenzo Maier, poi andiamo in pubblicità e ripartiremo da Giancarlo Gentilini con un ospite speciale. La consegna spirituale di Papa Francesco al suo popolo e alla sua gente. Abbiamo assistito a una straordinaria esperienza di Chiesa che lascerà tracce profonde sia per i non credenti che per i credenti, ha sottolineato il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, tra i concelebranti questa mattina alle esequie del Santo Padre e poi presente per il Giubileo dei ragazzi. Patriarca che poi al microfono del settimanale diocesano Gente Veneta ha aggiunto: una grande partecipazione e soprattutto direi, seppur in modo diverso, una gioia intensa. Nel cuore di Papa Francesco ci sono sempre stati i migranti, oltre ai giovani. Per questo Mediterranean Serving Humans era presente con una sua delegazione ufficiale, invitata direttamente dalla Casa Pontificia, con il capellano di bordo Don Mattia Ferrari, Beppe Caccia e Luca Casarini a guidare il gruppo. Testimoniare la nostra gratitudine e il nostro affetto. Quello che Papa Francesco è stato ed è per noi, come per tutti quanti, è un padre e un fratello maggiore. Decine, centinaia di migliaia di persone hanno testimoniato un affetto e un riconoscimento per la figura di questo Papa che sinceramente ha pochi precedenti. E da Malamocco, tra i borghi più piccoli della diocesi veneziana, è arrivato anche il maestro del coro. Ho portato idealmente con me tutta la comunità e ho sperimentato dei momenti veramente di profonda fede, di profonda spiritualità da parte anche di chi magari non è vicino alla fede o alla Chiesa. E adesso bisogna dargli l'ultimo saluto come Treviso sa dare e saprà dare. Giuseppe Basso, l'amico di sempre di Giancarlo Gentilini, accanto a lui nelle occasioni ufficiali e non solo. In queste ore, insieme alla famiglia dell'ex sindaco, sta organizzando l'ultimo saluto. La Camera Ardente sarà allestita lunedì dalle 9 alle 16 nella chiesa interna dell'Obitorio del Cafoncello. Martedì invece sarà possibile rendergli omaggio dalle 10 alle 14 nell'atrio di Casugana. Che quello è il luogo dove lui ha governato la nostra splendida Treviso per 19 anni, da tenere presente che martedì il feretro sarà chiuso per una normativa di legge. Subito dopo il feretro, a bordo del carro funebre, partirà verso la chiesa di San Niccolò e qui, lungo il percorso, come aveva proposto il sindaco Conte, si fermerà in alcuni luoghi simbolo della città, da Palazzo dei 300 a Piazza dei Signori al Duomo. Sopra il feretro saranno poggiati alcuni simboli che racchiudono la figura di Gentilini. Sicuramente il cappello di Alpino, il suo adorato cappello di Alpino che poi la moglie Maria dovrà custodire, e credo verrà messa anche la fascia da sindaco che gli è stata omaggiata dal sindaco Mario Conte con la scritta "Sindaco per sempre". La macchina organizzativa è al lavoro. Già nella prima mattinata di lunedì ci sarà a Casugano un vertice per definire con tutti gli attori coinvolti la parte operativa, con il coinvolgimento di questura e prefettura per quanto riguarda la sicurezza, visto l'arrivo in città di esponenti anche della politica nazionale. Sembra certa la presenza del ministro Carlo Nordio e del segretario della Lega Matteo Salvini, ma oltre alle autorità, agli amministratori, ci sarà anche tanta gente
gente comune, anche da fuori Treviso, che vorrà dare l'ultimo saluto a Gentilini. Mi parlano di oltre 2000 persone, quindi molta gente rimarrà fuori sicuramente. C'è un microfono qui che amplia un po' il sagrato della Chiesa e poi non so le iniziative del sindaco Conte. Il tenore Francesco Grollo accompagnerà la funzione religiosa officiata dal vescovo Monsignor Tomasi e naturalmente non potranno mancare gli alpini, quel corpo che Gentilini amava e rappresentava. Come ricordato nella frase "ha spiccato il volo nel regno dei giusti l'alpino Giancarlo Gentilini", scelta per l'epigrafe, dove compare la foto dell'ex sindaco con l'immancabile cappello con la penna nera. Alpini che saranno direttamente coinvolti durante la cerimonia funebre, fuori da San Nicolò, nel rigido servizio d'ordine, ma anche all'interno. In base alle volontà del Genti ci saranno 6 dei nostri che accompagneranno il feretro all'altare. Il corpo degli alpini sarà rappresentato da gagliardetti, vessilli e labari presenti in chiesa. Durante la funzione verrà recitata la preghiera alpina, mentre il coro delle penne nere intonerà alcuni canti. Il Signore delle Cime sicuramente accompagneranno la Santa Messa. Parlavano di Stellutis Alpinis, però è ancora in fieri. Per consentire agli amministratori della città di partecipare alle esequie, il Consiglio Comunale fissato per le 17:30 è stato posticipato alle 18:30 e Antenna 3 seguirà in diretta i funerali di Giancarlo Gentilini dalla Camera Ardente a Casugana al corteo tra le vie del città fino alla cerimonia religiosa. Allora siamo rientrati in studio, il servizio di Francesca Bozza che fa un po' il punto sulla preparazione dell'addio a Giancarlo Gentilini. Io lo dicevo prima della pubblicità, abbiamo un ospite speciale qui oggi, lo ringraziamo per essere con noi. Buona domenica a Giampaolo Gobbo. Grazie a voi, grazie direttore, grazie ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Allora Gobbo, partiamo dalla sensazione di questi giorni, insomma il fatto che manchi Gentilini, no? Si è sempre detto, sembrava immortale, no? Che sensazione c'è? Quelle persone così iconiche che hanno lasciato un grandissimo segno, basta vedere l'amore che c'è da parte dei cittadini, di tutti quanti coloro che l'hanno conosciuto, e quindi lascia quel segno purtroppo triste ma importante. Sono quei personaggi iconici che si pensa non possano mai abbandonarci. Per me è comunque così, perché per me è sempre vicino, è stato parte della mia vita dal 73, diciamo dal 72-73 in poi facevamo parte dell'associazione ex allievi Collegio Pio X e soprattutto dell'ANA, dell'associazione praticamente Alpini, il gruppo Bassarello, quindi il gruppo era Tommaso Salsa. Quando viene a mancare una persona che per tanto tempo è stato vicino, c'è un senso di vuoto? Assolutamente, assolutamente, ma anche diciamo di fraternità e anche molto diciamo di comune senso del sentire e del pensare. Perché ricordo circa un mese e mezzo fa, ospiti appunto dell'amico Dino Caramella, ristoratore, con la moglie Anna e con la moglie di Gentilini Maria, ci fu un ospite anche lui che chiese fra me e Giancarlo chi era più vecchio. quindi già là si vedeva che praticamente la sua, chiamiamola, immortalità e la sua vivacità, ma la sua presenza erano eccezionali, erano veramente un qualcosa al di fuori di ogni norma, diciamo. Senta, abbiamo letto tante cose in questi giorni. È giusto dire, politicamente e storicamente parlando, che Gentilini ha cambiato il modo di fare l'amministratore e il sindaco, che prima di Gentilini, diciamo, la figura del sindaco era una figura come dire, molto istituzionale, certamente importante, ma quando noi oggi parliamo dei sindaci come sindaci in prima linea è nato tutto con Gentilini. Ma io credo sì, c'è stata la legge statale che appunto non era più un sindaco creato dai partiti anche sulle situazioni particolari di distribuzione di incarichi e cariche pubbliche, ma era la prima volta che praticamente il sindaco veniva direttamente eletto dal popolo e questo è stato fondamentale, ma soprattutto la sua energia, la sua capacità, la sua storia stessa, perché ricordo che quando presentai ai miei amici leghisti il candidato sindaco,
e ricordo anche che già nell'83 avevo chiesto a Giancarlo di candidarsi per il Senato, dove abbiamo avuto fatalità proprio nella Marca trevigiana, il primo senatore della Liga Veneta, poiché nessuno di noi aveva più di 40 anni, gli chiesi di candidarsi e lui mi disse: guarda, faccio un lavoro troppo importante, ma quando sarò in pensione vengo volentieri a fare il sindaco di Treviso. Quindi aveva già profetizzato il futuro. E certamente quando è andato in pensione non ho certo aspettato e sono andato subito a chiedere. Quindi il corteggiamento era già iniziato da lunghissimo tempo, da sempre, abbiamo avuto sempre un rapporto di stima e fiducia che è stato proprio al di là dell'amicizia vera, profonda. Allora, riavvolgiamo il nastro, approfitto di lei che ha una memoria storica importantissima. Riavvolgiamo il nastro, siamo ai primi mesi, immagino del 94, si votava a dicembre, no? Nel 94, esatto. L'avversario poi fu Tognana. 1994, allora diventa una scelta obbligata quella di Gentilini, no? Beh, era la persona più adatta secondo il mio punto di vista, ma anche dei miei collaboratori. Ricordo soprattutto anche del gruppo giovanile, del quale appunto faceva parte Mauro Michelon, che era già deputato. Ricordo il segretario provinciale di allora, Giampaolo Dozzo, onorevole anche lui. Quindi c'è stata, diciamo... Non ci fu nessun dubbio sul fatto che Gentilini fosse l'uomo giusto. Avevo sempre... Fino a quel punto avevo sempre centrato, diciamo, le persone. Ricordo dal dottor Muschietti a Castelfranco nel 93, parlo delle grosse, diciamo, qua e solo della Marca, ma anche ovviamente ricordo il grande Beppi Covre Oderzo, quindi c'era già un anno e più come subito dopo Gentilini è stato fatto sempre su mia indicazione il professor Mazzonetto, quindi sempre con l'avvallo ovviamente del gruppo giovanile, ricordo, ma anche delle persone, la signora Malgaretto, e quindi il gruppo appunto facente capo a Francesco Carnio, a tutti i giovani, fratelli Bresolini, fratelli Cuttini, quindi c'era una vivacità notevole, Luca Vettori, il Caner, il giovane Caner, cioè c'era tutta una situazione che credevano anche nelle mie proposte, e questo è stato effettivamente uno dei grandi miei, diciamo, meriti, insomma, ci aveva visto giusto nel Claudio. Ecco, diciamo, vedere giusto e credere nelle persone, soprattutto anche, diciamo, che ha aperto proprio il palazzo. Gentilini quando è arrivato ha aperto arriva Gentilini. Palazzo. È una rivoluzione. Assolutamente sì. Dopo sentiremo anche Giancarlo Iannicelli, grande amico di Gentilini, che dice è stato una specie di tornado, no? Certo. Perché in che senso? Ma semplicemente perché prima i sindaci venivano discussi dai partiti con spartizioni di posti, di cariche, eccetera. Mentre con la nuova legge, con la nuova riforma, Gentilini è stato uno dei primi sindaci eletti praticamente con il sistema del suffragio da parte dei cittadini, del voto da parte dei cittadini. E pur di fronte a un altro persona storica eccezionale, personaggio storico eccezionale come l'ingegner Tognana, quindi su questo è evidente comunque che si andava a cambiare un modo di pensare, un modo di essere. Era anche un periodo post-Tangentopoli, dove forse alcune figure potevano sembrare legate alla Prima Repubblica. Ma no, ovviamente ricordo che qualche persona, diciamo, dell'ex potere per magari mantenere determinate posizioni veniva da noi magari con assegni per iscriversi al partito. Questo gli spiegavamo bene che non era la nostra soluzione né la nostra volontà. Quindi su questo c'è stato un grandissimo cambiamento che lui ha recepito, ma come il rapporto stesso con i media, con la stampa e con le televisioni, lui ha reso praticamente trasparente, sempre, attenzione, sulla sua linea, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, perché come che diceva io qualche volta quando si incazzava, ma poco, però dicevano son farina farostie, come il famoso detto trevigiano, ma su questo ci siamo sempre capiti e abbiamo sempre indirizzato quello che è la storia, diciamo, della nostra città, e se abbiamo una città a questi livelli bisogna dire proprio grazie alla sua capacità. Lui peraltro veniva dalla Democrazia Cristiana, poi si era innamorato della Lega. Ma diciamo che quando io ho cominciato appunto negli anni '80, essendo inserito in quelle, diciamo, in quelle strutture di cui parlavamo prima, Associazione Ex Allievi,
gruppo Salsa, Bassanello, quindi credo che c'era già un credo, soprattutto perché noi eravamo più giovani ovviamente, e questi amici ci venivano, diciamo, un po' dietro, perché anche loro si erano anche grandi industriali come persone semplici, ma ci venivano dietro proprio perché credevano nel cambiamento, e credo che questo si è proprio avuto attraverso la figura di Gentilini, il quale in secondo turno ha senz'altro superato la figura storica dell'ingegner Tognana. Lei diceva importante il cambiamento anche della legge, no? Quindi la necessità, non è più il sindaco scelto, diciamo, dai partiti, certo, ma dalla gente. Però uno potrebbe anche essere scelto dalla gente e poi a restare arroccato, diciamo, nella sua posizione. Invece Gentilini proprio lo sentiva questa cosa, no? Allora, diciamo anche che conosceva molto bene la gente, le persone, sia da parte, diciamo, di personaggi importanti della città, sia politici che industriali, come la gente classica, gli alpini, i bar, i ristoranti, le osterie, le fabbriche, perché ricordo anche che aveva proprio una sua immagine anche in quella sinistra, diciamo, di quel tempo, che era molto diversa ovviamente da quella di adesso, ma che effettivamente dava il voto alla Lega e quindi anche a Gentilini. Quindi l'apporto di Gentilini è stato importantissimo per la Lega, come è stato importantissimo per la città. Nel 98 rivince le elezioni, in mezzo c'erano state le famose controversie, insomma anche gli episodi, le Protti, eccetera, eccetera. Come gestiste voi quelle situazioni che non erano facili, no? Ma diciamo che da segretario, io sono diventato segretario nazionale, veneto, proprio nel 98. Prima comunque ero sempre presidente, quindi e di Treviso ho fatto un po' io la politica, ma non solo di Treviso, del Veneto, diciamo. E ricordo che su queste situazioni riceveva molte lettere da parte dell'allora segretario, che diceva di avere un determinato comportamento, eccetera. E lui chiedeva a me, ma cosa devo fare? Ho detto, Giancarlo, avanti, come che ti sia abituato, come che sia il tuo senso della vita, perché conoscendo anche molto bene, cioè certe cose sono travisate, certe cose sono state portate su refero, cioè guarda che ha detto così, e quindi dopo, quando purtroppo lui aveva una telecamera davanti, ovviamente diceva quello che pensava al 101%, questo è giustissimo, per me è stato giusto. Certo che su determinate situazioni stava già cambiando il mondo, come del resto adesso non è più quel mondo, e quindi c'erano comportamenti che ovviamente a qualcuno faceva un po'... Era uno senza filtri, diciamo, no? Assolutamente, ma infatti nessuno ha mai messo dei filtri a Gentilini. Io gestivo sia di notte sia il segretario federale Umberto Bossi e di giorno il sindaco Giancarlo Gentilini. Quindi credo, non deve essere stato facile. No, assolutamente. Ecco, ma dopo alla fine ci si trovava sempre. Peraltro leghista sui generis, se posso dire, perché federalista sì, ma non secessionista, molto critico a volte anche negli ultimi anni col partito, cioè uno che come sempre è stato non le mandava a dire, no? Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, ma attenzione, quando si parla di secessione c'è chi effettivamente è convinto, ma che politicamente tu chiedi 100 per avere 10. Cioè il discorso di uno Stato centralista, di uno Stato come piaceva a noi chiamare giacobino, nel senso che era completamente gestito su determinata maniera, storicamente parlando, le stesse regioni, pur essendo entrate di forza nella Costituzione italiana, sono state fatte dopo 20 anni e più, perché sono poi nate realmente nel 71. Quindi su questo c'era una situazione tale che comunque non andava a discutere sull'unità d'Italia, cioè su questo
si voleva il federalismo, che comunque era come i moderni stati, cioè la Germania stessa con i Länder, e quindi su questo la nostra figura era più basata su determinate situazioni, quindi credo che questo è come del resto con poi l'arrivo che era già dentro comunque del giovane Luca Zaia, assessore a quei tempi alla provincia di Treviso, cioè no, dopo nel 95, che dopo è diventato presidente della provincia di Treviso. Nel 98, su questo è stata tutta un'evoluzione che ci ha portato a quello che adesso dovrebbe essere l'autonomia. Era un leghista però un po' eterodosso. No, era un leghista convinto del federalismo, era un leghista convinto, ecco, un'altra cosa, diciamo che noi non condizionavamo i nostri sindaci, assolutamente, come principio e come concetto. Il sindaco aveva la responsabilità, sia pratica che morale, di gestire il suo comune, di gestire la politica per le sue cose. Cioè, quando ricordo ad esempio... Detto fuori dai denti, è ancora così? Beh, per noi sì, effettivamente, perché devo dire che siamo tornati anche ultimamente, grazie al nostro segretario Stefani, che è tornato con una mozione ben accettata dal segretario federale Salvini, quindi su questo, sul territorio, sull'autonomia, sulla propria gestione, come del resto ricordo sempre, e lo dicevo, e lui mi dava atto effettivamente, che quando è nata la Regione Veneto nel 1971, quindi con presenti i partiti comunisti di allora, il Partito Comunista, il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, eccetera, nell'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto è scritto l'autogoverno del popolo veneto, quindi si riconosce popolo veneto, si riconosce autogoverno, si gestisce secondo uso, tradizione, costume, storia e tradizione, certo. Quindi su questo noi stiamo portando avanti quello che è già stato anche detto. Allora, torniamo a quelle, diceva Gob, insomma, bisognava un po' gestire anche certe situazioni di un uomo senza filtri, ed era anche una delle sue qualità, no? Ma assolutamente, ma ricordo esatto. La prima, ad esempio, adesso ho visto che si cercava un po' di cambiare, diciamo, le cose, ma quando si è trattato della Piani ci sono le corrispondenze fra la richiesta del sindaco Giancarlo Gentilini, che scrive al presidente De Poli: guarda che, siccome, anche perché ovviamente lui sentiva la situazione, perché vicino, quando è diventato sindaco, aveva tutti il vicinato, dagli studi legali, commercialisti, alla gente, ai negozi che c'erano, alla Sotreva ad esempio, eccetera, che dicevano: attenzione, guardate che là nell'area a Piani sta avvenendo quello che possiamo chiamare in Brasile le Balier, sì, in Francia le Balier, o in altre parti quelle aree cittadine dove non c'era più nemmeno la situazione della polizia che poteva entrare. Quindi Gentilini chiede a De Poli di poter verificare l'area, e qua ci sono stati i primi contrasti, perché nel momento in cui De Poli vuol fare le cose bene, come le ha sempre fatte, perché ricordo anche che la grande capacità di Gentilini, che conosceva benissimo la difficoltà delle amministrazioni pubbliche, ma conosceva anche la grande capacità eventuale di spesa sia delle banche come delle fondazioni, sia di determinati gruppi industriali, fatti ancora dei nostri, diciamo, cittadini, da persone della Treviso, della nostra Treviso, nate proprio in questo contesto. Sapeva bene che il pubblico, per poter fare le cose come dovevano essere fatte, doveva per forza di cose passare attraverso la possibilità, perché il pubblico non ha la capacità di spesa che hanno altri enti. Per cui su questo la richiesta iniziale proprio, dove anzi c'è stato il primo scontro, perché ricordo che proprio sulla questione Appiani c'è stato un problema, diciamo, che nemmeno tutta la nostra maggioranza, nemmeno tutti i nostri consiglieri erano convinti di questo progetto. Lui disse, perché bisogna dire anche le cose come stanno, non solo
non solo diciamo, le cose che appaiono o che poi vengono magari cancellate dalla memoria storica, ma ricordo che disse bisogna che passi questo piano perché altrimenti io vado a casa perché non posso praticamente rimanere a fare il sindaco se non ho la maggioranza convinta di quello che si fa. Per cui abbiamo fatto più di una riunione con l'architetto Botta e con la fondazione al K3, portando la maggioranza, portando i nostri consiglieri, fino a quando effettivamente è stato approvato il piano. E questo io dico fortunatamente perché effettivamente quell'area stava diventando una situazione cittadina, ma al di fuori di ogni legge amministrativa e anche sociale purtroppo. Allora, facciamo una cosa, facciamo vedere il servizio con Giancarlo Iannicelli, che parte però da una polemica di questi giorni che ha riguardato il corteo dei centri sociali che hanno posto. Allora, partiamo da lì e sentiamo cosa ha detto anche poi del suo ricordo di Gentilini. Se questo è il comportamento, secondo me la migliore cosa è sgomberarli, perché se devono aspettare il funerale di una persona come Gentilini, 96 anni quasi, per attaccarlo, una persona che è lì non ha più vita, per dire cose che hanno sempre detto e che anche quelli che piangono hanno detto, cioè anche quelli che non erano dalla sua parte lo piangono dicendo queste cose, cioè non condividiamo, però onori alla persona, si qualificano, è Gentaglia. È indignato Giancarlo Iannicelli, il consigliere con più anzianità a Casugana, uno che ha conosciuto bene lo sceriffo Gentilini e che ha vissuto dall'inizio la sua ascesa politica e la sua epoca. Ingenerose quindi le critiche dei centri sociali nei confronti, dice il generale, di un uomo che alla città ha sempre dato il massimo. Lo stesso Iannicelli, all'inizio degli anni 90, scrutava lo sceriffo con diffidenza. Lui arrivò proprio a strombattute, proprio di forza su tutto, lasciando molte volte le persone perplesse. Essere digerito ci si mise un po' di tempo. Io sono onesto, all'inizio fui anche io un oppositore, era l'opposizione comunque. Non le piaceva. Ma scioccava, ma veramente, ma guardate, prese delle posizioni che poi prendeva delle posizioni che rimanevi così, cioè non è possibile. Poi però con la capacità di analisi dissi però aveva ragione e quindi cambiò veramente forte l'atteggiamento fino a diventare, credetemi, una persona con cui aveva una grossa confidenza. Un rapporto cresciuto con il tempo, schietto, diretto, anche a Iannicelli Genti riservava le sue ormai celeberrime lettere, un sindaco sempre presente, Casugana era la sua prima casa, un aneddoto su tutti. Dovete sapere che d'estate, tra le altre cose, si metteva nel suo ufficio, andavi, dov'è? E lo trovavi di fronte alla finestra dove c'era il sole, in canottiera, qualche volta a torso nudo, che prendeva il sole e mi sto ricaricando, lui il sole lo ricaricava. Ottimizzava i tempi. Sì, ottimizzava, non è che perdeva tempo. Un'energia che sembrava destinata a non esaurirsi, nonostante l'età. È mancato perché ha lasciato scioccare gli amici, i non amici, tutti ha lasciato, perché poi con un personaggio così non è contemplata la morte. Cioè, ma stesso io dico, vabbè, figura, fa poco 96 anni, fra 2 o 3 mesi, poi faremo 100 anni, festeggeremo, sai che bello, 100 anni. Operativo e credibile, lo descrive Iannicelli, un uomo da valutare nella sostanza. È scorretto, ecco tutto l'incontrario che sta succedendo adesso, questo politicamente corretto che sta distruggendo tutto, lui era proprio l'opposto di 180 gradi. È così, Gobbo. Ma certamente sposo in toto le dichiarazioni dell'amico Iannicelli, di Giancarlo, assolutamente, ma noi sapevamo comunque chi avevamo e chi abbiamo messo proprio di nostra volontà, e quindi su questo bisogna assolutamente capire che è stato effettivamente l'uomo del cambiamento, ripeto, l'uomo dell'apertura del palazzo, l'uomo del popolo che andava col popolo, ma che sapeva anche usare ovviamente i cosiddetti poteri forti, economici eccetera, per poter risanare la città, perché ovviamente i comuni, le pubbliche amministrazioni non hanno la capacità
economica di poter arrivare a determinate situazioni. È molto di più insomma del Gentilini che magari tanti conoscono, aveva assolutamente, aveva intanto una capacità di sintesi certo. e di decisione che era eccezionale, ma su tutto, ricordo anche su cose dove purtroppo qualcuno non era proprio d'accordo, ricordo ad esempio il piano El Cuore, l'albergo El Cuore, o la situazione del calcio Treviso, che purtroppo è stata portata a quelle situazioni, non certo a causa del comune tantomino del primo tifoso del Treviso Calcio, che era Giancarlo Gentilini, perché era osannato da tutti, ma proprio da tutti, soprattutto anche quando venivano gli ospiti dalle altre città, dalle altre squadre di calcio, che anche loro incoravano il sindaco sceriffo Super G, quindi su questo era certamente una grande persona, convinta di quello che faceva. Allora, brevissimo break pubblicitario, ritorniamo fra pochissimo con Giampaolo Gobbo. Io ho dei ricordi degli anni 70. Giancarlo Gentilini era molto amico di Italico Cauteruccio, generale attuale, all'epoca colonnello comandato della brigata Cadore. E questa amicizia ci ha permesso di andare diverse volte in alcune caserme al sabato e la domenica a vivere con gli alpini, mangiare con gli alpini, ad una alzabandiera, mai una bandiera. La cosa simpatica era alla sera quando si andava a letto. Allora ci mettevano a disposizione una camerata, naturalmente con coperte pulite che sapevano di una fatalina, e coperte di una fatalina, un bicchiere di vino in più, e Giancarlo Gentilini che passava a chi aveva gli occhi chiusi con la bottiglietta di profumo e lo spruzzava sulla testa. Al mattino era dura essere operativi. Questo era un ricordo bellissimo di Giancarlo Gentilini. E si commuove. Mi commuovo, certo che sì. Scusate. Mancherà alla cittadinanza, ma mancherà tanto a voi alpini. A me senz'altro, e comunque mancherà a tutti. Siamo rientrati con le lacrime di Giuliato, insomma, sono anche questi, no? Ricordi? Sono episodi che ho vissuto anch'io. Quindi faceva queste cose. Sì, a Rabba, Belluno, in altri posti dove siamo andati, e quindi ricordo anche che una volta ha sparso di crema da barba un amico nostro che stava dormendo alla grande, perché magari un'ombretta in più eccetera, senza pietà lo ha spalmato. Ma sì, ma sempre ovviamente nella grande amicizia, nella grande fraternità alpina, quindi questo erano. E dopo lui aiutava chi poteva, aiutava sempre, assolutamente, ed era di una sensibilità al di là di... ricordo anche che è stato uno dei primi che ha detto agli industriali: se c'è bisogno, ci sono bisogno anche di abitazioni, non può solo il pubblico pensare a questo, per i lavoratori extracomunitari che vengono da voi e da noi, cercate di fare voi qualcosa, e in effetti qualcosa a quel tempo era stato fatto. Ci sono anche tante storie di solidarietà, diciamo, private, mai messe, diciamo, mai pubblicizzate, di lui che aiutava anche tanta gente, magari anche quei famosi extracomunitari che poteva sembrare, no? Lo ha detto ieri l'amico Giancarlo Gentilini, lui abitava appunto in una laterale di Viale Montegrappa, e nel suo condominio c'era qualche famiglia di extracomunitari, gente che lavorava, brave persone eccetera, e sia la moglie Teresina sia ovviamente lui avevano sempre una parola o anche atti concreti per queste persone, capendo effettivamente quali erano questi problemi. Quindi lui è sempre stato per l'ordine, cioè lui non negava, anzi diceva che bisognava avere persone, aprire alle persone, ma dovevano essere giustamente persone che intanto che rispettavano le nostre leggi e persone che vivessero anche in una condizione di umana esistenza, quindi su questo era di una sensibilità enorme. Poi
poi determinate frasi venivano dette anche su situazioni di cene, di cose che però magari portate e riportate da terze persone, con qualche giornalista o intervistatore che caricava sulla cosa, ma è vero che ha detto, ma è vero che pensa, ma è vero qua e là, lui diceva ma cosa vuoi, queste cose cioè non erano neanche nella sua, diciamo, nel suo cuore, erano su situazioni particolari dette in particolari momenti. Senta una cosa, nel 98 poi lui non si può più ricandidare sindaco e lei diventa sindaco. Nel 2003, scusi, sì. E lei diventa sindaco con Gentilini vice sindaco, che per 2 mandati. Che sindaco. Che pro sindaco è stato? Ma è eccezionale, ma diciamo comunque che c'è stata una continuità storica, non si può assolutamente negare che c'è stata una continuità storica su quello che ha fatto e che stava facendo Giancarlo Gentilini, quindi su questo Gentilini ha preteso giustamente da Bossi che il candidato successore suo potesse esprimerlo lui, e non erano tanti che potevano competere diciamo, come successore di Giancarlo Gentilini. Alla fine è stato chiesto, cioè è stata vista la mia figura che poteva andare bene sia per Gentilini come per il partito, del resto ero segretario del partito. Era ingombrante come prosindaco? Ma assolutamente, ma no, per me no, non era ingombrante, ripeto, io anzi appianavo tutte quelle situazioni, ricordo, dal Cuore alla Piani, al Treviso Calcio, eccetera, ma sempre sulle sue richieste, perché è lui che prima aveva la responsabilità, che poi ovviamente la responsabilità è passata a me, perché determinate situazioni, sia sull'aeroporto di Treviso, sia su Treviso Calcio e sia su altre situazioni critiche e particolari, abbiamo fatto, ho continuato a fare ovviamente quello che era era un equilibrio. No? Ma assolutamente, assolutamente. Dopo, ripeto, c'erano contrasti assolutamente, ma che venivano discussi serenamente e diciamo riportati alla condizione di poter andare avanti senza inceppi, perché altrimenti avremmo avuto determinate problematiche che andavano oltre. Fu un errore quello di scendere in campo nel 2013, secondo lei? Allora, io avevo le mie idee e le avevo dette. Segretario, io ero appena stato, diciamo, nel 2012 era cambiato il segretario, era Tosi, segretario provinciale era Granello, Giorgio Granello, e quindi sono state fatte queste scelte, lui l'aveva richiesto, ci teneva giustamente. Io avevo delle perplessità perché purtroppo dico, dopo 20 anni ricordiamoci che anche la gente stessa intanto cambia e dopo purtroppo in politica c'è sempre stato il cambiamento, i ricambi ci devono essere perché sono anche generazionali, ma assolutamente lui avrebbe potuto comunque fare assolutamente diciamo il 5º mandato senza problemi. La visse male la sconfitta con Manildo? Sì, secondo me sì, cioè non secondo me sì, perché effettivamente era convinto, anche perché ovviamente il nostro popolo, il suo popolo, come amava chiamarlo, diceva guarda non ci sono problemi Giancarlo, fatica, te vedrà che ti portiamo tutti i voti necessari, facciamo tutto, non c'è problema, eccetera. E purtroppo invece poi c'è stato un cambiamento, il cambiamento era anche a livello diciamo governativo, c'erano determinate situazioni che diciamo privilegiavano un po' la gente e quindi a un certo punto da parte del governo, per cui hanno pensato la continuità, mentre ad esempio noi abbiamo sempre avuto la continuità leghista nella provincia, nella regione e prima appunto precedentemente nei governi Berlusconi, ma poi effettivamente le cose sono cambiate, come è cambiata la società, come è cambiato il mondo. Siamo stati bravi poi a riportare Mario Conte nel 2018 e lui è bacchettato fino all'ultimo. Fino all'ultimo non lo voleva assolutamente come
come candidato sindaco e come sindaco. Adesso invece aveva capito e lo faceva suo, cioè assolutamente, anzi, e questo bisogna dire che la capacità anche di saper, diciamo, tornare sui propri passi vedendo la concretezza poi delle persone. Quindi su questo... Un Conte, insomma, che in qualche modo ha recepito il modello, no? Il modello Gentilini di stare in mezzo alla gente. Assolutamente, assolutamente. Senta, abbiamo parlato dell'amministratore Gentilini, no? Poi noi sappiamo che lui ha sempre, a meno che io sappia, rifiutato, no? altre situazioni, altre avventure politiche, diciamo, in senso stretto. E questo dà un po' la cifra anche del personaggio Gentilini. Ma io in verità non glielo avevo mai proposto perché lo conoscevo benissimo, anche perché lui è stato molto chiaro e conoscendolo da sempre sapevo che non avrebbe cambiato praticamente idea. E quindi io non gliel'ho mai chiesto di candidarsi ad esempio al Senato, all'Europa o in Regione o chissà dove, perché avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, quindi non è questo il problema. E i voti li prendeva sia da destra che da sinistra, oltre che dalla Lega. Non sarebbe stato un problema, quindi insomma. Per noi sarebbe lei stato... sapeva che lui non avrebbe... Ma no, lui non amava queste cose, come non amava i grandi sfarzi, come non amava le grandi, diciamo, le grandi situazioni per dove inserirsi, quindi non... Beh, allora le chiedo questo, che parlamentare sarebbe stato secondo lei? Avrebbe aperto il palazzo anche lì. Ma direttore, posso dirti una cosa, forse l'avrebbe aperto nel senso vero, perché diceva sempre se mi va osò con la cesta de bombe a mano. Quindi anche qua si vedeva che l'esuberanza era evidentemente, non era certo quello che si poteva fare o si faceva o si sarebbe fatto, ma la sua, diciamo, la sua logica era quella proprio di essere, diciamo, un tornado, il padrone del piccolo vascello che non il mozzo del grande del grande transatlantico, diciamo. E che comunque non è stato un piccolo vascello, perché ha sdoganato Treviso, ha sdoganato il Veneto, come del resto ha fatto Luca Zaia, il presidente Zaia, perché se si parla ora di Veneto, se non c'è più quel nanismo politico come si soleva dire, io credo che sia stato proprio grazie a queste persone, a questi uomini e donne che hanno saputo fare, diciamo, quella che è la nostra storia. Allora io approfitto ancora di lei per due domande, grazie intanto per essere stato con noi, io starei con lei ore perché è un pozzo di aneddoti. È un piacere ricordare. Allora, abbiamo forse già detto un po' prima, ma il ricordo, immagino ce ne sono tanti, quindi forse è difficile scegliere, il ricordo più bello che ha di Gentilini e la litigata più forte. Allora, diciamo che il ricordo più bello è stato quello quando è stato eletto, perché è stata una sfida che ricordo ad esempio che al famoso ring alle piscine con il candidato del centro-sinistra, l'ingegnere appunto Aldo Tognana, lui aveva come supporter tecnico il nostro Mauro Michelon, che era in consiglio comunale dal 1985 insieme appunto alla signora Malgaretto, cioè il primo eletto sarebbe stato Rocchetta, che poi ha optato per Venezia, per il comune di Venezia, e quindi è subentrata la signora Malgaretto, e Mauro Michelon era stato eletto proprio qua a Treviso, quindi su questo è stato fondamentale l'apporto, perché conosceva la struttura, Mauro conosceva il funzionamento degli assessorati, del palazzo eccetera, e quindi è stato importante questo, diciamo, aiuto, questo supporto che ha avuto, e questo è stato che eravamo in pochi a crederci, perché io, lui, i miei ragazzi, la mia gente, la nostra gente ci credeva assolutamente, come gli alpini del resto, perché una grossa mano l'ha data anche gli alpini assolutamente nella libertà di scegliere, perché l'associazione alpini non è certo politicizzata, quindi su questo era un'altra cosa, però ovviamente c'è l'amico alpino, per cui questo è stato anche un fattore importante. Il concetto poi, e questo ho visto la gioia sua, cioè la gioia di essere arrivato e di essere effettivamente amato. Lui
cercava l'amore dei propri cittadini e dava l'amore ai propri cittadini. Diciamo che in questo senso, facendo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ovviamente qualcosa purtroppo si perde o quantomeno si allontana un po', e questi sono scapiti magari per gli amici storici, per la famiglia, per altre situazioni. E questo che ovviamente non è solo lui che ha avuto, diciamo, questa situazione, ma è un po' chi fa politica con un certo sentimento, con una certa passione, quindi su questo, su qualcosa bisogna rinunciare. E qua purtroppo a volte c'è stata anche magari un po' di allontanamento da quella che è la vita familiare. La litigata più forte? La litigata più forte non è una sola litigata più forte. Ricordo che quando si arrivava agli estremi, cosa succedeva? Il suo diktat era quello: va a casa mia, manda a casa tutti. E quindi era un po' una situazione particolare, cioè su grandi temi. Ricordo appunto il primo dell'area Piani, ma poi c'è stato il cuore, poi c'è stato il calcio Treviso, poi c'è stata anche la stazione che non veniva mai risolto determinate situazioni, ma ricordo anche una grandissima incompiuta che non so nemmeno più a che punto si sia, che è quella dell'ex consorzio agrario al ponte dove c'è il castello, il vecchio proprio consorzio agrario, no? Che anche là è ancora praticamente... Insomma, litigate non mancavano. Insomma, ma assolutamente, anche perché c'era un confronto, ma sempre su un confronto. E soprattutto usava e sapeva usare anche i media, cioè dicendo, attenzione ragazzi, qua... Se mi non ho la fiducia dei miei consiglieri, cosa stavo qua a fare? Per cui era effettivamente una cosa aperta, un confronto diretto, chiaro. Non il sotterfugio. Quello che non esisteva precedentemente, perché precedentemente erano le segreterie dei partiti che si riunivano e decidevano cosa doveva fare il sindaco. Questo sindaco, i nostri sindaci, sono stati i primi sindaci aperti. L'ultima cosa che le chiedo, domani, immagino che ovviamente, domani, martedì, sarà lì a San Nicolò. Sì, certo. Allora, vedrà il feretro, forse già a Casugana e poi in chiesa. Di solito poi ci si avvicina, no, per l'ultimo saluto. Cosa dirà a Giancarlo Gentilini? Ma Giancarlo, ci hai lasciati nel tuo modo, chiamiamolo decisionista, nel senso che nessuno, penso, avesse il pensiero che potesse accadere quello che è accaduto, perché da quello che mi dicono, da quello che ho sentito, ma lo stesso dottor Benazzi che mi ha chiamato giustamente per avvisarmi, conoscendo la nostra antica amicizia, mi ha detto che era, come i figli, come la moglie Maria, mi ha detto che era presente fino all'ultimo minuto, diciamo, quando poi si è addormentato, cioè è entrato in coma, diciamo. E là praticamente ci ha lasciato nell'arco di 3-4 ore, ma nessuno pensava che la conclusione fosse così triste. Quindi l'ultimo messaggio sarà: ci hai spiazzato anche questa volta. Ci hai spiazzato anche questa volta, ma proprio per questo sarai sempre nei nostri cuori, vivo e vegeto, perché sarà sempre un segnale quello che darai a noi. Ormai anch'io sono en passant, quindi dai ai segnali praticamente, i grandi segnali ai nostri giovani amministratori, non solo ovviamente diciamo di partito, ma anche e soprattutto di concetto e di serietà. L'ultima cosa veramente, perché mi ero dimenticato, si parla di intitolargli qualcosa, insomma, che cosa dovrebbe essere intitolato? Assolutamente la persona merita, ovviamente, diciamo che ecco, anche qua sarebbe da fare una profonda riflessione. Più di un artista ha donato un suo busto, diciamo, a Giancarlo in vita, quindi. E ricordo che ad esempio nell'ufficio del sindaco di Vittorio Veneto c'era un busto con l'amministrazione leghista, c'era il busto di Giancarlo Gentilini, Vittorio era la sua città natale. E quindi io credo che non basti un busto, credo che ci vorrà effettivamente un qualcosa che i cittadini vivono. Quindi che gli dice un monumento? Ma no, ma anche un monumento può essere anche una piazza, una via, un
struttura, un qualcosa che si parla di una ricordi. scuola, per esempio? Ma certamente, ma qua dopo, sai, qua dopo le opinioni sono molto diverse, e quindi su questo, per il mio punto di vista, non so se la scuola possa essere un segnale, diciamo, importante, ma assolutamente un'opera pubblica senz'altro deve essere ricordato su questo. Va bene, io ringrazio davvero per essere stato con noi anche oltre il consentito, insomma, oltre quello che ci eravamo ripromessi, ma è impossibile. Di Giancarlo è la storia di noi trevigiani, la storia di noi veneti, quindi credo che sia importante anche avere queste situazioni, diciamo, di storia, perché è la realtà, è la nostra storia. Allora, io ringrazio davvero Giampaolo Gobbo per essere stato con noi. I telespettatori. E allora dico alla regia che andiamo a vedere invece il servizio negli ultimi minuti, un servizio importante perché ieri c'è stata l'assemblea regionale di Avis proprio a Treviso con tanti giovani, ma anche con determinati appelli che riguardano il plasma e la mancanza di personale sanitario nei centri trasfusionali. Grazie ancora a Giampaolo Gobbo. Grazie a voi. Da parte sono emerse delle criticità che secondo l'Avis regionale devono trovare al più presto una soluzione, dall'altra è saltato all'occhio un aspetto positivo. All'Assemblea Veneta hanno partecipato molti giovani. Perché hai scelto di entrare in Avis? Ho scelto di entrare in Avis per dare un contributo agli ammalati donando sangue. È un esempio che ho avuto anche in famiglia, perché papà anche lui è avisino da quando ha 18 anni e io a mia volta insomma sono diventata donatrice. Cosa potrebbe essere migliorato? Allora, la comunicazione sicuramente, soprattutto perché ovviamente Avis è una rete associativa, quindi deve trasformarsi in una rete a tutti gli effetti. Io l'Avis la vedo ancora un po', passatemi il termine, un pochino anzianotta, nel senso che ci dovrebbero essere delle cose da modernizzare, da aggiornare, dei processi da rendere un po' più digitali, un po' più scorrevoli. Fra l'altro, tra Avis Veneto e ABVS Belluno si è registrato un incremento dei donatori dell'1,83% rispetto al 2023. I nuovi donatori e donatrici sono 11.083. Sono loro che ogni giorno spiegano dall'associazione a rendere possibile un gran numero di interventi chirurgici e cure nei vari ospedali. Intanto l'Avis fa i conti con alcune problematiche che necessitano delle soluzioni: la carenza di personale sanitario nei centri trasfusionali e necessità di incrementare il plasma. Il discorso del plasma sta diventando una cosa veramente necessaria per gli emoderivati. In questo momento siamo autosufficienti a livello nazionale per il 60-65% ed è veramente, siamo insufficienti, e dover reperire il plasma e gli emoderivati da altre nazioni sta diventando oltremodo una cosa non buona. E questo nonostante si sia registrato un piccolo incremento nella raccolta del plasma del 2,97%. In lieve calo invece la raccolta di Avis di sangue intero, passato da 176.266 unità nel 2023 a 174.531 nel 2024. A proposito di sanità, a Verona nuovo atto vandalico di matrice Novax contro una sede, in questo caso del sindacato CISL a Verona. Sulle vetrine degli uffici del CAF nel quartiere di Borgo Roma sono comparse le scritte CISL nazisti e traditori del popolo, accompagnate dalla sigla Novax. È il terzo episodio di vandalismo in pochi mesi contro sede del sindacato a Verona. Soltanto ieri c'era stato l'attacco invece a Vicenza, stigmatizzato anche alla sede del PD, stigmatizzato anche dal sindaco Giacomo Possamai. Adesso parliamo di Niccolò Saccarola, che è stato ospite qualche giorno fa di Christian Arboit, 24 anni, volontario dal 2017 alla guida del gruppo comunale di protezione civile. Più prevenzione, spazi ai giovani, è un giovanissimo alla guida della protezione civile. La protezione civile non è solo emergenza, è prevenzione, formazione e comunità, ed è un'occasione per tutti per diventare parte attiva del territorio. Il messaggio di Niccolò Saccarola, nuovo presidente della protezione civile a Zero Branco, che conta oggi più di 50 volontari. Diplomato in architettura e ambiente, ora studente di scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione all'Università di Ferrara, Niccolò, di soli 24 anni, è il più giovane in Veneto e probabilmente anche in tutta Italia
Italia. Volontario dal 2017 e caposquadra dal 2023 sotto la guida del presidente uscente Salvatore Carlozzosi. Si rivolge prima di tutto ai giovani. Giovani, una decina nell'organizzazione, quindi insomma siamo una bella squadra. Giovani che hanno una grande esperienza, che hanno voglia di ascoltare e imparare. Un messaggio di inclusione verso i propri coetanei, investire su una continua formazione, sostenere e incentivare il volontario giovane. Obiettivo principale: portare avanti un gruppo responsabile ampliandolo con nuove leve. Il motto è: tutti siamo protezione civile. Il cittadino ha un ruolo fondamentale e la partecipazione alla protezione civile, e quindi al volontariato di protezione civile, che si traduce poi in formazione e si traduce poi in sviluppare un senso di consapevolezza di quello che è, di che cos'è la prevenzione, di che cos'è il rischio. La necessità che aumenti la consapevolezza e le azioni di prevenzione con cambiamenti climatici sempre più frequenti. La protezione civile non è solo emergenza. Non sono solo le attività che vediamo tutti i giorni quando succedono i problemi, sono anche azioni silenziose che spesso il cittadino non vede, sono addestramento, sono le uscite quotidiane dei nostri uomini e donne che vigilano sul territorio. Questo dunque è la protezione civile di Zero Branco, questo giovanissimo volontario. Vi facciamo vedere due immagini, ma questa sera poi vi racconteremo nel servizio della disfatta che c'è stata in Sudafrica da parte del Benetton Rugby, impegnato come sapete in queste due gare in Sudafrica, la tournée sudafricana che era stata vittoriosa contro i Lions a Johannesburg, e invece è stata una disfatta, come dicevamo, a Città del Capo contro gli Stormers, una gara che è finita 56-5 dopo essere stata anche 30-0 alla fine del primo tempo, una bruttissima sconfitta per il Benetton Rugby che non preclude i play-off. Fortunatamente ci sono anche per gli altri risultati, diciamo, in concomitanza, ma adesso a ritorno in Italia sicuramente gli uomini di coach Bortolami dovranno resettare quanto avvenuto a Città del Capo, e ci sono due gare cruciali contro Glasgow e Munster per agguantare quindi la qualificazione. La prima sfida a Glasgow il 10 di maggio a Monigo, quindi il fattore casa può essere importante, ma ieri davvero una squadra irriconoscibile, quella appunto che ha subito un parziale iniziale di 30-0 e poi faticosamente è riuscita a agguantare almeno 5 punti per arrivare a un finale di 56-5. Siamo in chiusura, io vi ricordo nuovamente che per quanto riguarda Giancarlo Gentilini vi racconteremo anche domani della Camera Ardente che è allestita dalle 9 del mattino all'Obitorio del Cafoncello, ma poi la grande giornata sarà quella di martedì con l'addio a Gentilini che vi racconteremo in diretta, e nel frattempo vi dico che alla fine del telegiornale ormai siamo prossimi, c'è il meteo e poi c'è il film The Wendell Baker Story, un imbroglione innamorato, una commedia del 2005 di Andrew Wilson e Luke Wilson, con Luke Wilson, Eva Mendes, Jacob Vargas e Owen Wilson. Quindi alle 13:40 il film. È davvero tutto per questa prima edizione, vi ricordo alle 19:30 il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito, arrivederci.